Va ora in onda Rebelot. E ritorniamo con la diretta delle dirette, 11 aprile 2019, 16:34, questo segnale orario gentilmente offerto da Radio Padania. Dal Marco Pinti dietro il microfono, benvenuti, un'altra puntata di Rebelot. Prima volta quando dico Graziella, quando dico magari, che ne so, Luca D'Acolico, quando dico Stefano Del Brembo, quando dico i nostri editorialisti, insomma sono quegli ascoltatori che danno segnali di vita durante le trasmissioni e quindi fanno parte dell'orchestra ormai di Radio Padania. E quindi se dirò dei nomi di cui non sapete niente e non metterò dopo la virgola scrittore, giornalista, analista politico, sottosegretario, banchiere, bancario, è in via residuale, è vero, vuol dire che mi riferisco a uno di loro. Mi capita quando ho degli incontri ravvicinati del terzo tipo con voi ascoltatori negli habitat che frequento, che sono per lo più habitat ferroviari e di altre zone, insomma tra Milano e Appori, tra Varese e Appori. Se vi incontro ormai mi chiedete solo: ma chi è in testa? Mi dispiace perché poi c'è tutto un tentativo di approfondire temi, anche tra poco lo faremo, parleremo di Israele, sentiremo poi l'informativa del Premier Conte sulla Libia, dopo ci sarà lo spazio del calcio, prenderemo anche le vostre telefonate, insomma su tutto quello che bolle e ribolle nell'attualità. Oggi è una giornatona, ad esempio, perché hanno arrestato Julian Assange dall'ambasciata dell'Ecuador, l'hanno, come si dice in questi casi, purta via, l'ammena via, come si dice in Lombardia, per gli amici che ci ascoltano in località subappenniniche, se lo sono bevuto. Mi sembra che questo è insomma il vernacolo per dire un arresto in romanesco. A Napoli non so come si dice, ma se siete campani fatecelo sapere, in Puglia come si dice, insomma lo hanno arrestato e potremo parlare anche di questo e di tante altre cose, ma iniziamo con cosa iniziamo? Bella gente, begli aficionados, iniziamo con l'Affeziogiro. Ebbene sì, Affeziogiro di oggi che si lega con il primo argomento di giornata ed è un Affeziogiro saputello. Sì, oggi categoria saputelli. 346 642 7756, Affeziogiro decisivo, perché oggi si decide la settimana dell'Affeziogiro, quindi non perdete la vostra occasione. Lo dico soprattutto a Manzoni che è in testa, ma anche a Riccardo da Varese, a Stefano Del Brembo e a Marco da Milano, che sono lì, sono tutti lì, tutti se la possono giocare oggi. Affeziogiro saputello al 346 642 7756, vince il più veloce che mi dice la data esatta in cui, l'anno, mi basta l'anno, in cui Israele, lo Stato di Israele diventa indipendente. È facile, ma è saputello. Mi piace vedere nei nostri contatti, ci sono già alcuni che stanno scrivendo l'anno di indipendenza di Israele, vediamo chi arriverà primo. Classifica generale, Stefano Del Brembo è arrivato primo
e quindi vediamo come se la caverà, perché Giuliano da Torino arriva secondo ma non è in classifica, Manzoni arriva solo terzo, quindi non riesce ad agganciare Stefano Del Brembo. Attenzione, arrivano anche Ivan 75, Daniele da Parabiago, insomma i grandi campioni di affeziogiro, anche Riccardo da Varese, ma oggi è storia, oggi in questo affeziogiro nato anomalo, perché soltanto 3 puntate durante la settimana, quindi un affeziogiro che se vogliamo era in forma ridotta, un affeziogiro per velocisti, un affeziogiro per chi non ha mai mollato, è l'affeziogiro che incorona per tutta la settimana, per la prima volta da quando abbiamo iniziato questo folle gioco, questo semplice gioco dove basta compulsare uno smartphone, basta dire la risposta esatta e dirla prima degli altri, una specie di rubabandiera in versione radiofonica. Per la prima volta sono contento per lui, lo saranno anche quelli che hanno perso, perché se siete affezionati all'affeziogiro sapete come ha sempre lottato, è sempre stato presente in tutte le puntate, a volte ha forato la gomma, a volte gli è caduta la catena, a volte gli hanno annullato i gol, a volte c'è stato il problema anche grave di risposte contestate, ma la 13ª settimana dell'affeziogiro ha un solo campione che viene dalla zona del Brembo, un solo campione che vince con l'affeziogiro anche il diritto a una serie di messaggi vocali per festeggiare, che cercherò di mettere in chiusura, quindi se vuoi mandaceli, caro Stefano Del Brembo, 13° campione di affeziogiro, a cui andrà una settimana a partire dal prossimo da domani. Stefano Del Brembo vincerà una settimana di piccole fortune. Stefano, se vuoi scrivici quali tipo di piccole fortune vorresti avere e noi con tutta la forza delle nostre onde te le faremo arrivare. Ricordiamo che anche questa cosa delle piccole fortune funziona davvero, perché Daniele da Parabiago, che era il campione in carica da 2 edizioni, 11ª e 12ª settimana, ci aveva fatto sapere di aver avuto proprio in queste settimane da campione di affeziogiro un nuovo contratto di lavoro. Lo stesso valeva per il grande dominatore delle prime edizioni, Gianluca da Portsmouth, e per altri, tranne Ivan 75, che è stato l'unico del report negativo, non è riuscito a capitalizzare la fortuna, ma forse era causa del suo mal, forse la fortuna era accorgersi che non era fortunato, insomma magari lui era una cosa più metafisica. Stefano Del Brembo campione di affeziogiro, e con il 1948, che era la risposta esatta, ossia l'anno dell'indipendenza di Israele, noi prendiamo però il volo e ci spostiamo al 2019, a pochi giorni dalle elezioni in Israele, che hanno di nuovo incoronato Benjamin Netanyahu, il leader, come ci viene definito dai giornali italiani, della destra israeliana, che con la sua coalizione si appresta ad avere un ennesimo mandato di governo che lo proietta oltre tutti i record del passato quanto a longevità e capacità di instaurare una fiducia con la popolazione israeliana. Ma le categorie che siamo soliti usare noi in Europa, destra, sinistra, populisti, elite, tutte quelle robe lì, sovranisti, immigrazionisti, valgono anche per il complesso mosaico dello Stato di Israele. Lo scopriamo insieme a una persona che conosce molto bene Israele, è un analista, uno storico che da tanto tempo si occupa di queste faccende e che gentilmente ci ha raggiunto in diretta, Demetrio Serraglia, che è in onda con noi. Benvenuto Demetrio. Buonasera a tutti, buonasera Marco. Buonasera a te Demetrio, ci diamo del tu perché poi ci conosciamo, certo, anche fuori dalla trasmissione, quindi evitiamo la farsa in questo caso del lei. Ecco Demetrio, intanto grazie di averci raggiunto, io ti lascio davvero la tela libera per dipingere un ascoltatore che ha un'idea abbastanza stereotipata di Israele, cioè immagina una nazione un po' come tutte le altre dove ha vinto la destra. Quali sono quegli elementi, proprio partiamo dalle basi, per capire come è fatto il dibattito interno a Israele, come è fatta Israele nelle sue componenti? Allora per iniziare bene sottolineare che Israele è una democrazia. Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché magari qualcuno pensa che non lo sia. Sì, perché magari molti analisti, molti osservatori vedono
anche diciamo quotati vedono quella zona del bacino del Mediterraneo come una zona in cui è impossibile avere delle democrazie. Israele è uno Stato democratico da quando si è costituito nel 48, come giustamente avete detto voi, io preferisco dire si è ricostituito nel 48, e diciamo, se posso fare un'osservazione, allora non è che ha vinto una coalizione in Israele, perché in Israele non c'è il maggioritario come in Italia, o come in molti stati europei, ma il sistema elettorale è un sistema elettorale proporzionale con una soglia molto bassa. Diciamo che neanche in Italia c'è il sistema elettorale italiano, a me risulta sempre estremamente complicato, però vabbè, da capire più che altro per come viene interpretato dai stessi politici italiani. Però parlando di Israele, diciamo che è un sistema proporzionale, sistema elettorale proporzionale con una soglia molto bassa che è del 3,25%. Quindi dopo le elezioni, dopo la proclamazione degli eletti, sì, il presidente della Repubblica israeliano incarica un leader, diciamo il leader che ha ottenuto più voti, ad formare un governo. sì. E quindi in questo caso Netanyahu ha vinto le elezioni, e anche se ha ottenuto il partito Likud, il partito di Netanyahu, ha ottenuto gli stessi seggi del suo principale competitor, che è Gantz, l'ex comandante di Stato Maggiore dell'esercito, però diciamo che potenzialmente Netanyahu ha i numeri per creare una coalizione di governo che ottenga la fiducia nel Parlamento, la Knesset. Ecco, raccontiamo questo Parlamento, esatto, che farà felici tutti quelli che insomma qua hanno dei problemi con i costi e la composizione della politica. Beh, sono 100, allora, dobbiamo ovviamente proporzionare al numero di abitanti, certo, ovviamente, sì, nel senso che io sono propendo a dire sempre che la democrazia ha i suoi costi, sì, che la non sì, sono sì, siamo d'accordissimo noi, non ti preoccupare. No, nel senso, io ti dico, ci sono 120 parlamentari e la popolazione intorno agli 8 milioni e mezzo di abitanti, sempre in crescita, sia per l'alta natalità, sia per il fatto che purtroppo la popolazione ebraica è costretta a scappare principalmente dall'Europa. Quindi si fa ritorno in Israele, si diventa cittadini israeliani a tutti gli effetti, con diritto di voto, e quindi c'è una crescita sempre di diverse centinaia di migliaia di persone ogni anno per quanto riguarda la popolazione la popolazione israeliana, sia ebraica, ma anche per quanto riguarda la natalità sia araba, perché ricordiamo che nello Stato di Israele hanno diritto a votare non soltanto gli ebrei, ma anche i cristiani, anche i musulmani che hanno cittadinanza israeliana. Certo. Ecco, quindi infatti, questo è l'ossatura. Siedono in Parlamento anche dei partiti arabi, non è che... le scorse elezioni peraltro avevano avuto anche una certa crescita, quindi insomma hanno parte nel dibattito, e qui ti volevo portare, certo. Demetrio, facci immaginare un po' com'è il dibattito lì, quali sono gli elementi che alla fine convincono il lattaio di Tel Aviv a votare Netanyahu, a votare Gantz, a votare un'altra formazione? Sono come Israele è uno stato normale, purtroppo, nonostante il fatto che ci siano dei continui attacchi terroristici, che ci sia un isolamento, soprattutto per quanto riguarda, io sottolineo sempre, da parte dell'Europa, perché poi ha dei rapporti molto positivi grazie anche a Netanyahu, sia con gli Stati Uniti, con Trump, sia con Putin. Però si vota, si guarda il sociale, si guarda l'economia, la sicurezza e la politica internazionale. Sono queste le cose che come quando andiamo a votare noi per le elezioni politiche guardiamo, cioè guardiamo quello che sia delle cose più vicine, quindi la politica sociale, sia le cose più che dovrebbero essere importanti
non a pari livello, ma sicuramente importanti, che è la politica internazionale. Per Israele è fondamentale, uno degli elementi fondamentali è anche la politica internazionale, ovviamente. Ecco, per molti anni Israele è stata, per usare un eufemismo, assediata, in realtà ha subito anche delle aggressioni da parte dei paesi arabi intorno, dalle quali si è difesa più o meno con le sue forze, perché nel clima di guerra fredda non c'era da sperare in grandi aiuti americani. Insomma, in tutte le guerre, almeno quelle novecentesche, Israele se l'è cavata egregiamente da sola. Negli ultimi anni Israele ha invece una supremazia di natura militare e tecnologica sui suoi competitor, che l'ha portata in realtà anche a delle proiezioni offensive. Ti chiedo, più o meno reattive, ecco, ti chiedo questa fortissima tensione verso i vicini di casa, per banalizzarla, si sente ancora, deve essere parte della ricetta politica, oppure un po' come ci stai facendo immaginare, alla fine il lattaio di cui abbiamo parlato, anche lì come in Italia pensa a politiche di natura protezionistica interna, vuole che venga difeso il suo lavoro, che si viva un po' bene, un po' in ordine? Beh, allora, per quanto riguarda, non sono d'accordo con quanto hai detto te rispetto al fatto che adesso Israele è una politica aggressiva, usando un termine magari in maniera strumentale, ma volutamente, che la difesa è sempre legittima. Non ho detto aggressiva, comunque ho usato proiezioni offensive, perché adesso è Libano. Sì, però Israele si difende, perché se non si difendesse sarebbe annientato. Questo è un assunto, una base. Ecco, c'è ancora questo assunto nella società israeliana, secondo te? Beh, il fatto che fino a un paio di settimane fa Israele era sotto attacco da parte dei terroristi di Gaza con continui lanci di missili sulle città, quindi su Tel Aviv la gente era in spiaggia e si vedeva arrivare i missili sopra la testa. Persone che stavano facendo il bagno, non stavano facendo niente contro la popolazione di Gaza, che in ogni caso continua ad avere sia forniture elettriche, sia medicinali, sia tutto quanto quello che, oltre che gli aiuti da parte dell'Europa, miliardi di euro di aiuti da parte dell'Europa, che chi amministra Gaza decide di investire per attaccare Israele piuttosto che per fare vivere una vita degna di essere vissuta alla propria popolazione. Questa sicuramente è una cosa. Poi ovviamente c'è il problema del confine a nord di Hezbollah, che è la lunga mano dell'Iran, che tiene sempre, minaccia la sicurezza dei cittadini israeliani. Quindi l'elemento di essere sotto potenziale attacco c'è ancora. E come lo interpreta, diciamo, Netanyahu e quella che potremmo chiamare la nuova formazione di Gantz, che sinistra non è però, perché è una sinistra cera ed è in forte crisi dopo queste elezioni? Allora, Netanyahu ha la capacità e la visione di tessere relazioni internazionali che evitano a Israele l'isolamento. E che sia dal punto di vista politico ma anche economico fanno vivere Israele con un'economia in forte crescita, e quando c'è un'economia in forte crescita poi ci sono anche tutte le ripercussioni sociali, ma questo può capitare in Europa, può capitare negli Stati Uniti, quindi ci sono le ripercussioni sociali perché c'è il rischio, e questo in tutte le società capitaliste, di che ci sia un divario tra chi è più ricco e chi è meno ricco, ovviamente, o chi fa difficoltà a arrivare a fine giornata, ma questo è una peculiarità purtroppo della società contemporanea occidentale. Mentre il problema, secondo me, che non ha permesso una vittoria di Gantz è il fatto che, come siamo un po' abituati dalla politica occidentale da qualche decennio a questa parte, che quando c'è da fare campagna elettorale contro un grande leader non si propone qualcosa di diverso, o magari si accetta anche il fatto che questa persona abbia fatto delle cose interessanti, vedi la politica estera per quanto riguarda Netanyahu, ma si
cerca di delegittimare tout court tutto l'operato di questo leader. Sì. In Italia l'abbiamo visto con Berlusconi, poi uno può piacere o meno, a me non interessa. Negli Stati Uniti si è visto con la campagna elettorale fatta contro Trump, in cui si cerca di colpire l'elemento personale piuttosto che fare una proposta politica degna di essere alternativa. Poi io quando guardo quella che è l'opposizione in Israele, ovvero quello che dovrebbe essere il blocco di opposizione e di minoranza in Israele, vedo che sarebbe stato estremamente difficile tenere unita una coalizione di centro-sinistra, uso dei termini italiani, per capirci, esatto. Per capirci, perché mi sembra la riedizione di quello che era stato il governo Prodi, in cui c'erano i comunisti italiani, dai comunisti italiani ad Mastella, quindi in cui c'era tutto, ma era in funzione era in funzione per qualcosa. E questo è fallimentare da tutti i punti di vista, secondo me. Quindi ci sono delle dinamiche che noi possiamo capire perfettamente, quelle che ci hai raccontato, vanno, correggimi se sbaglio, abbiamo ancora 4 minuti, vanno inserite in un contesto dove non c'è la sicurezza come la intendiamo noi, nel senso che per noi il tema della sicurezza è un tema interno. Fortunatamente quando uno va in spiaggia a Lavagna non è previsto che dalla Corsica lancino dei missili. Sì, questo è vero, però poi se in Israele i terroristi vengono chiamati terroristi, in Europa, compreso anche l'Italia molte volte, i terroristi vengono chiamati malati psichiatrici. Sì. E non sto dicendo quelli che sono nei ospedali, eccetera, che realmente hanno delle patologie psichiatriche, ma ci siamo dimenticati di quello che è successo nel famoso pullman Corriera milanese. Ci siamo dimenticati, nel senso che alla fine non si è capito questo se aveva intenzioni terroristiche, non si è capito, è stato insabbiato secondo me. Piuttosto evidentemente le aveva, no? Adesso uno che fa una roba così è un terrorista, Però se no, quando sentiamo delle note di cronaca in cui succede che io dico immigrato, ma che può essere anche di prima, seconda o terza generazione, cambia poco per me, ma non perché grida all'Akbar e incomincia a cercare a coltellare gente a caso, non è uno squilibrato, insomma. Questo per me è un terrorista, quindi io dico posso anche andare in spiaggia, ma devo prestare sempre attenzione. Non significa vivere col terrore di andare in spiaggia o di non uscire di casa, significa che comunque la situazione è anche perché quello che è successo al Bataclan, quando si andavano a vedere un concerto e sono stati fatti fuori delle persone, quindi è nella vita normale di ogni giorno, e quindi la cosa, c'è un cortocircuito, dico sempre, tra quello che noi viviamo e quello quando succede in Israele. Dico sì, ma tanto là dei miei colleghi di lavoro, quando abitavo, adesso non abito più a Varese, sono tornato in Veneto, quando abitavo a Varese dicono no, ma sono da 2000 anni che si fanno la guerra. Non ha senso, non dico perché è da Varese, può essere da qualsiasi parte della penisola. Chiaro, però è un po' una delle cose che l'uomo della strada in Italia pensa quando si dice israelo-palestinesi, no? Però ti dicono, ma è pericoloso andare in Israele? Forse è meno pericoloso andare in Israele che andare a Parigi o a Berlino o a Londra, ma non perché ci sia la Brexit, ma perché ci sono stati degli attentati anche là, però la memoria è molto breve. Certo, è molto breve. Viene facilmente rimossa, perché poi fa comodo che così sia. Io quando sono in Israele sono molto sicuro, mi sento tranquillo, meno quando passeggio nelle capitali europee. Ecco, possiamo chiuderla così, che non c'è niente di più pericoloso che sentirsi al sicuro.
Sì, sicuro, magari no, di essere inconsapevoli, ecco. Esatto, mentre in Israele almeno con questa tensione alla fine la sicurezza viene anche mantenuta di più e come abbiamo visto è uno degli elementi su cui si è mossa questa campagna, anche se comunque ho visto che voi state organizzando un viaggio in Israele e ma se lo dici tu allora lo devo dire adesso perché l'avrei detto dopo, non mi sembrava carino ma lo faccio allora eccolo qua, mi hai preso in contropiede, ce l'avevo qua da dire allora dopo lo tiro fuori, ma adesso lo tiro fuori adesso. Allora, un viaggio in Israele, siamo ai primi di settembre, potete iniziare già a prenotarvi, trovate tutto sui nostri canali. Questo viaggio in Israele che avrà luogo dal 1 al 9 settembre, si partirà da Milano Malpensa, un viaggio in Israele con Vittorio Robiati Bendò, che è un saggista, ma soprattutto, dico dai microfoni di Radio Padania, con Giulio Cainarca, il direttore di Radio Padania Libera, che vi farà da chaperon e da guida. E la quota di iscrizione è di 1.900 euro, info e iscrizioni a istoriaviaggi.com, lì trovate tutto, ovviamente noi poi ve ne racconteremo anche di più di questo viaggio che si sta organizzando e che vede tra i suoi accompagnatori proprio anche il nostro direttore Giulio Cainarca. Intanto Demetrio, io ti ringrazio anche per quest'ultimo agguato radiofonico che mi ha costretto giustamente a stare sulle spine, perché come dicevamo niente è peggio che sentirsi al sicuro. Un abbraccio a Demetrio Serraglia e grazie di averci raccontato questo scorcio di paese altrimenti molto banalizzato dai media. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È in arrivo un supereroe. Pazzesco, vero? Come non lo avete mai visto. Quanti anni hai? Di base 15. Ha grandi poteri. Sei immune ai proiettili. Ha solo bisogno di fare un po' di pratica. Hai folgorato un autobus e quasi fatto una strage. E poi l'ho preso al volo. Per diventare un supereroe basta una parola. Shazam! Shazam. Ciao, sono un supereroe. Dal 3 aprile al cinema. Tutto quello che voglio è stare con te, ma non posso. State lontani. A 2 metri di distanza, lo so. L'emozione di un amore oltre l'impossibile. Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di riprendermi qualcosa indietro. Solo 1 metro più vicini. Ci stai? Con tutto me stesso. A 1 metro da te, dal 21 marzo al cinema. Dall'immaginazione di Tim Burton. Insieme spiccheremmo il volo sulle sue ali. Vivi una magica avventura che non conosci.
Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes do Nascimento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. E rieccoci con la nostra rubrica dedicata al calcio con la redazione di Carta Canta Web, oggi con Massimo Canta che è in onda con noi. Ciao Massimo! Buonasera a tutti. Buonasera Massimo. Allora, ieri c'è stata questa attesissima partita di Champions League Ajax-Juventus. Abbiamo fatto con te, con la tua redazione, puntate e puntate dicendo ma che brava la Juve, deve pensare solo a questa partita, chissà come andrà bene la Juve, e sono fortissimi, e questa cosa che hanno già vinto il campionato sicuramente li rafforza, e hanno fatto bene a risparmiare Ronaldo. Si va ad Amsterdam e il pareggio, insomma, è anche un risultato buono per questa Juve. È andata quasi bene, insomma. Ma direi che per quello che abbiamo visto nel secondo tempo, già da pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, quando l'Ajax ha raddrizzato la partita con quel gol, complice l'errore di Cancelo, abbiamo visto un Ajax veramente intraprendente e ben dotata, a dei ragazzini veramente bravi, col pallone sanno giocare le triangolazioni che abbiamo visto ieri sera, il pressing, gli scambi di prima, sono veramente di una squadra piacevole, sicuramente da vedere. È chiaro che poi è mancata concretezza davanti, per fortuna, della Juventus, che ha un po' sofferto, è calato un po' il centrocampo, perché nel primo tempo Fernandes, che aveva fatto molto bene con Matuidi, sopprendo un po' le mancanze di Pjanic, che in questo momento non dà una mano alla Juventus, così come non dà una mano Mandzukic, ma sono problemi contingenti, e Ronaldo era quello che rientrava dopo alcune settimane di stop. Non ha fatto moltissimo ieri, ma ha fatto quel gol con un bel movimento, anche perché lui attacca prima un po', poi si sposta e Cancelo lo pesca con un grande assist e porta a casa il pareggio. Poi alla fine la Juventus, con quei cambi che poteva magari anticipare, con Douglas Costa, poteva anche addirittura vincerla, però non è finita comunque. La Juventus pareggia questa partita, ma non è qualificata sicuramente. Certo, perché bisognerà giocarsela poi la partita di ritorno. Ecco, Cristiano Ronaldo ieri è stato l'emblema di cosa vuol dire avere un mega campione in rosa, perché sostanzialmente ha fatto solo gol, ha fatto una cosa giusta, arrivederci. È stato acquistato per questo. È stato veramente acquistato per la Champions, lui che ha il 125esimo segno in questa coppa, quindi vuol dire che uno mette la sua firma, soprattutto quando le cose diventano più complicate, la competizione avanza, lui c'è. Però attenzione, perché l'Ajax ha fermato Real Madrid, ha ben figurato contro il Bayern, è una squadra che segna sempre, ha già superato i 100 gol quest'anno in stagione, anche se è chiaro, parliamo di campionato olandese, dove magari tante partite hanno risultati tennistici, però questi ragazzini lì davanti sono forti. A me è piaciuta molto la partita, non l'avevo vista spesso l'Ajax giocare, mi sono divertito veramente a vedere, è un piacere vederli giocare. Ecco, poi oggi c'è il caso Rugani nella Juventus. Sì. Ecco, che idea ti ha fatto? Perché io vedo questa celebrazione oggi, insomma, ha giocato bene, ha sostituito un giocatore che sembra sempre insostituibile, Chiellini, però insomma attenzione, non so se è Scirea, ecco. No, ma infatti tanto più che fino a qualche settimana fa non se ne parlava così bene, si aspettava questo Rugani preso con tanto anticipo da parte della Juventus, mai schierato così tanto, e quando schierato non ha mai, fatto pensare di lasciare fuori un Chiellini e un Bonucci a breve. Quindi ieri, per carità, era stato sicuramente responsabilizzato molto e quindi la partita magari l'ha avvertita anche di più, però insomma non aveva davanti, proprio nello scontro diretto, qualcuno che potesse così impensierirlo, cioè, perché i pericoli arrivavano forse da più lontano. L'Ajax ha manovrato tanto fuori dall'area, poi è chiaro volevano arrivare
in porta con la palla delle volte, quindi si sono un po' persi in quell'occasione. Però attenzione, adesso si hanno pure rinnovato il contratto a Rugani, anche questo non so quanto, ma strategicamente sia stato sì, si ragiona corretto, un po' però, all'immediata, no? Mi sembra una tendenza generale, perché se poi colpisce la Juve, figuriamoci le altre squadre meno strutturate. Sì, anche perché insomma Rugani è uno di quei giovani, promettenti, però che non ha ancora dimostrato quanto può, per dirti, aver dimostrato un Romagnoli e non ha ancora dimostrato Caldara, se vogliamo anche andare in casa mia. In questo momento Caldara è solo stato celebrato, ma nessuno l'ha più visto. Forse rientra con la Lazio, però anche qui. Senti, questa settimana è questa giornata è stata anche caratterizzata da un qualcosa che interessa poco il calcio giocato, ma ci interessa perché riguarda i bilanci. Tornano il caso plusvalenze, in questo caso al centro della bufera giudiziaria c'è il presidente del Chievo, squadra peraltro che già se la passa decisamente male con il suo ultimo posto, quindi piove sul mare, nemmeno sul bagnato. Però che cosa ci raccontano queste storie, ammesso che siano vere? Cioè, quante società hanno dei bilanci che sono un po', diciamo, allegri? Ma dire ammesso che siano vere, insomma, è quasi ormai, diciamo, non dico una consuetudine, ma è un fatto accertato che ci siano state delle manovre poco chiare, ma le abbiamo viste anche in società blasonate del Chievo, perché abbiamo visto dei passaggi di proprietà a cifre, per carità, a livello di mercato sproporzionate, perché tanti giocatori sono stati stravalutati nei passaggi di proprietà per sanare certe situazioni che ci sono state di fatto, perché comunque abbiamo visto dei giocatori che non avevano quel valore sul mercato e quindi è difficilmente spiegabile un trasferimento a quelle cifre, quindi si innesca tutto in quel tourbillon che riguarda anche il fair play finanziario, se vogliamo salire di livello, perché è di questi giorni, di ieri, anche l'ennesimo riferimento a cui è stato sottoposto il Milan, ma che Maldini oggi in quell'intervista che ha rilasciato ha fatto passare come un atto dovuto in attesa di quello che potranno essere le manovre che il Milan potrà subire tra 2 anni se non andasse a parità di bilancio, cosa che non è così semplice. Certo, queste sono poi quelle cose che non si vedono ma che ci sono. Però ha detto anche Maldini che insomma con quel fair play finanziario ha portato a casa parecchi miliardi che devono rientrare, quindi può essere poi chiaro che dovrebbero essere sottoposte tutte le società allo stesso modo, allora viene a pensare, perché altrimenti i City e Paris Saint-Germain insomma dovrebbero anche essere un po' più tranquillizzate a livello di mercato, stoppate, diciamo. Esatto, insomma, un calmiere, come si diceva una volta quando queste parole andavano di moda. Abbiamo ancora 2 minuti, Massimo, ti chiedo ovviamente di concentrarci su Milan-Lazio, un'altra finale per Gattuso che subisce l'ennesimo assalto al suo 4º posto, stavolta rischia davvero, perché la Lazio è dietro proprio di 3 punti, quindi ci sarebbe l'aggancio. Sì, è una partita ad alto rischio, adesso è stata già dipinta come una finale, speriamo che sia affrontata nel giusto modo, sembra che la concentrazione sia alta, anche secondo quanto ha detto Maldini oggi. Domani vedremo in conferenza stampa che tipo di Gattuso avremo di fronte, ci sarà Alfonso Sciascia per noi domani a Milanello. È una partita difficile che il Milan non può permettersi assolutamente di sbagliare, perdere sarebbe impensabile, però anche un pareggio lascerebbe delle chance alla Lazio, che è una partita da recuperare con l'Udinese, potrebbe farsi sotto. Il Milan giocherà probabilmente di nuovo con un 4-3-3 e l'Atalanta difficilmente vedremo Cutrone davanti. L'Atalanta a metà aprile, correggimi se sbaglio, ma non credo di sbagliare, adesso ha diritto di sognare. Sì, è chiaro che finché è lì e finché le distanze non aumentano, perché le altre squadre si sono messe a passeggiare negli ultimi turni, dall'Inter con qualche punticino, il Milan ha fatto 1/4, la Lazio ha avuto degli stop, la Roma anche altalenante,
queste 7 partite mettono ancora in ballo queste squadre, no? Dentro tutte ancora, e l'Atalanta ha ragione di sperare. Eh sì, perché ormai manca davvero poco alla fine del campionato, tanto che probabilmente questo fine settimana la Juve potrà festeggiare il suo 8° di seguito, ma anche di questo abbiamo già parlato. Massimo, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, ci sentiamo con i prossimi collegamenti con la redazione di cartacantaweb.it. Grazie ancora. Sicuramente, grazie a voi, buona serata. E chiudiamo con il calcio. Generalmente, sapete, apriamo ora la parentesi, lo spazio dedicato alla Lega nel Parlamento. Oggi è particolare, il contenuto lo sentirete, avrà i 2 jingle che ormai fanno parte della nostra liturgia quotidiana, ma ci occupiamo in realtà di un qualcosa che è molto attuale, sia cronologicamente, perché l'informativa che vi facciamo sentire al Premier Conte, che aprirà le danze, poi ci sarà la replica di Giulio Centemero, parlamentare leghista, riguarda il tema della Libia. C'è stata questa avanzata delle forze leali al generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, per intenderci l'est della Libia, che per un paio di giorni sembravano davvero procedere nel burro fino a Tripoli senza incontrare alcuna resistenza, finché non si è innescato un sistema di reazione militare intorno alla fragilissima coalizione che sostiene il governo di al-Serraj, che peraltro è quello riconosciuto dalle Nazioni Unite, e arriviamo a noi, è quello con cui il governo italiano, nella fattispecie Matteo Salvini come ministro dell'Interno, sta facendo da tempo una collaborazione per fermare il traffico di esseri umani alla radice. Cosa accade? Vi è questa reazione militare da parte della coalizione di Serraj, e da un paio di giorni Haftar sembra essersi fermato sul campo. Ora, giudicate quello che accade dal suo frutto, c'è scritto nel Vangelo. È un po' un modo carino per dare ragione al senno del poi, perché adesso che l'offensiva di Haftar è finita e che ha ottenuto il risultato diplomatico di aver fatto saltare i colloqui di Gadamesh, dove ci sarebbero state nuove negoziazioni sul futuro della Siria e avrebbero avuto come perno non certo Haftar ma al-Serraj, ecco, si capisce, ma col senno del poi si capisce che probabilmente è stato una di quelle che la retorica della guerra fredda avrebbe chiamato una ricognizione muscolare da parte di Khalifa Haftar verso la Tripolitania, più che una vera e propria offensiva. Questo è quello che possiamo dire da osservatori. Oggi però è quello che state per sentire, a suo modo, un documento che ha una valenza ufficiale, perché oggi è la prima volta che nel contesto dovuto, sia nella Camera dei Deputati, su richiesta dei gruppi parlamentari, interviene il Presidente del Consiglio per parlare della Libia, che è importante ricordarlo sempre prima di farvelo sentire, non tutti hanno probabilmente si ricordano bene di come la Libia è l'unico sbocco di influenza italiano, è l'unico paese all'estero dove l'Italia può dire di avere un'importante rete economica, pensiamo all'ENI, un'importante rete diplomatica, pensiamo insomma alla collaudata collaborazione che ci sono tra le forze armate, tra i servizi d'Italia e quello che accade in Libia, una importante presenza di natura commerciale che si era strutturata negli anni di Gheddafi e che ha portato anche a delle conseguenze di natura purtroppo anche drammatica. Ricorderete dei sequestri di personale italiano che lavora lì. Insomma, è l'unica, insieme all'Albania probabilmente, sono gli unici 2 paesi, e la Somalia, non a caso ex colonie tutte e 3, dove l'Italia ha voce in capitolo, ed è una delle 2 porte d'ingresso per il gas, quello che utilizziamo per scaldare la pasta, perché alla fine la geopolitica, dopo aver fatto tutti i discorsi, l'area di influenza e Xi Jinping e Putin e cose, alla fine la geopolitica, se mi permettete questa affermazione, è da dove arriva l'energia che adesso tiene accesa la lampadina e che mi permette di farmi il caffè quando accendo il fornello. Il gas in Italia non piove dal cielo, arriva da 2 canali. Il primo è un canale che attraversa l'est e arriva dalla Russia, per banalizzare, ed entra in Italia da un posto preciso che è Tarvisio, dove c'è un grosso tubo che porta il gas alla rete nazionale.
L'altra percentuale di gas, non poca, attraversa invece il Mediterraneo ed entra dalla Sicilia. Questa seconda è tutta di provenienza libica. Spero così di aver fatto toccare con mano, di aver reso questa cosa della Libia, che vediamo in televisione come qualcosa di esotico, di lontano, più o meno avventuroso a seconda di quanto uno si possa immedesimare nelle storie di guerra. Ecco, spero di averla ricondotta anche a quello che è per ognuno di noi, ossia da dove prendiamo le risorse per fare la vita che facciamo. Nella fattispecie il gas, ma non solo, ovviamente, perché poi c'è tutta la parte petrolifera, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, lasciamo la parola quindi allo spazio Parlamento, il Premier Conte, e poi sentiremo il deputato della Lega, Giulio Centemero. Buongiorno, per favore. Reca lo svolgimento di un informativo urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri sui recenti sviluppi della situazione in Libia. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per 7 minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo misto. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Prego, Presidente. Gentile Presidente, gentili deputate e gentili deputati, desidero illustrare a quest'Aula la situazione in essere nel territorio libico sulla base della richiesta di alcuni gruppi parlamentari. Gli ultimi sviluppi in Libia, in particolare l'escalation militare, sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera comunità internazionale. Come è noto, sulla scia dell'operazione compiuta nel sud del paese da parte del proclamato Esercito di Liberazione Nazionale del generale Haftar, il cosiddetto LNA, dalla serata del 3 aprile, forze del generale hanno avviato manovre di avvicinamento alla capitale. Il 6 aprile il Presidente del Governo di Accordo Nazionale Serraj ha inviato un messaggio televisivo alla nazione, nel quale ha espresso sorpresa per l'aggressione nel corso delle trattative in vista della conferenza nazionale e ha assicurato una ferma risposta al da lui definitomi a telefono colpo di Stato. Le informazioni che giungono dal terreno, che risentono di un contesto oggettivamente complesso e soggetto anche a evidenti tentativi di disinformazione e propaganda, descrivono un quadro di situazione estremamente fragile, fluido e anche insidioso. Nel complesso si registra al momento un certo equilibrio nei rapporti di forza e alterne vicende sul piano militare, in un quadro tuttavia di crescente intensità e violenza, con l'utilizzo di raid aerei e l'afflusso su entrambi i lati di armamento pesante. La stessa missione ONU, la UNSMIL, ha segnalato un probabile aggravamento della crisi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, in corrispondenza con l'atteso massimo sforzo di Haftar per entrare a Tripoli. Il succedersi degli scontri e l'aumento del numero di morti, stimati al momento in alcune centinaia, e anche di feriti, ma anche degli sfollati, segnalano un concreto rischio di crisi umanitaria che va scongiurato rapidamente. L'emergenza umanitaria, con conseguenze, potete immaginarlo, anche sui flussi migratori, così come il riaffacciarsi dello spettro mai sopito dell'insorgenza terroristica, dimostrato dal recente attentato perpetrato da Daesh a Fuqa, nella Libia centrale, impongono determinazione e rapidità di azione. L'insuccesso della missione del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che mi ha trasmesso la sua personale frustrazione nel colloquio telefonico di sabato scorso, e il deterioramento sul terreno hanno imposto la dolorosa e inevitabile decisione di rinviare la conferenza nazionale che era stata già programmata per il 14 e 16 aprile a Gadamesh. Tuttavia, al fine di non perdere i risultati raggiunti prima dello scoppio delle ostilità,
segretario generale Guterres ha confermato il suo impegno a convocarla al più presto, non appena le condizioni politiche e di sicurezza lo consentiranno. Come ricordato in queste ore dallo stesso Guterres nel suo intervento anche al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle successive poi dichiarazioni a stampa, questa evoluzione non ci deve far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica che è l'unica davvero sostenibile. Su impulso italiano, il 5 aprile scorso, i ministri degli esteri del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Libia che ben fotografa la nostra posizione. I ministri hanno in particolare riaffermato che non esiste una soluzione militare al conflitto libico, ha reiterato il pieno sostegno al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e al suo rappresentante speciale Ghassan Salamé per trovare una soluzione allo stallo politico verso elezioni credibili e pacifiche in linea con quanto convenuto da ultimo nel corso della conferenza che si è svolta nel nostro paese a Palermo. Gli stessi ministri degli esteri hanno fatto appello a tutti i libici affinché sostengano costruttivamente il processo onusiano. Hanno invitato la comunità internazionale a mostrare piena coesione in vista al comune obiettivo della stabilizzazione della Libia. Urge dunque lavorare innanzitutto in direzione di un cessate il fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare, preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio. Si tratta di una strada che riteniamo obbligata per ridare spazio al dialogo politico e ricostruire un minimo di fiducia tra le parti ai fini di un processo credibile, di un processo sostenibile. In questi mesi sono stato e sono in questi stessi giorni, ore. Ecco, noi ci fermiamo qui, ma ovviamente da qui riprenderemo subito dopo la pausa. Vedete come la tregua di cui abbiamo parlato in introduzione è, nelle parole di Conte, in realtà un qualcosa che rischia di essere molto fragile e insidioso, questi gli aggettivi utilizzati, con la seria possibilità che viene dalle informative anche della missione ONU militare presente, degli osservatori dunque, di un'escalation nei prossimi giorni in cui il generale Haftar potrebbe tentare un'ultima zampata su Tripoli, con conseguenze che potrebbero essere quelle di una vera e propria crisi umanitaria in Libia, con le conseguenze a loro volta che potete immaginare dal punto di vista dei flussi migratori, solo per utilizzare uno degli aspetti che sono poi quelli al centro del dibattito pubblico in Italia. Ce ne sono ovviamente tanti altri, quelli richiamati nelle nostre premesse di poco fa, ma prima facciamo una pausa, poi torniamo qua. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria!
No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via. Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? E rieccoci tornati, andiamo di nuovo a sentire le parole del Premier Conte che stava entrando appunto nel vivo delle prossime iniziative, tutte in sede politica. Ci ha precisato subito Conte, non ci sono opzioni militari sul tavolo, sebbene la situazione non esclude il fantasma di un utilizzo di questi mezzi, tant'è vero che non solo lui ma tutti gli interessati li hanno fin qui esclusi, e sapete che quando si esclude qualcosa è perché è ponderabile che possa essere invece presa in considerazione. Andiamo a sentire quindi quali sono le prossime mosse del governo italiano. Tripoli e la distensione sul resto del territorio. Si tratta di una strada che riteniamo obbligata per ridare spazio al dialogo politico e ricostruire un minimo di fiducia tra le parti ai fini di un processo credibile, di un processo sostenibile. In questi mesi sono stato e sono in questi stessi giorni e ore tuttora in contatto diretto con i due principali attori libici, il presidente Serraj e il generale Haftar. Quest'ultimo nelle scorse ore ha avuto un contatto attraverso un suo emissario, così come anche con gli altri protagonisti del panorama politico interno. Il mio sostegno al governo di accordo nazionale è andato in questi mesi di pari passo con una forte azione di moral suasion volta a identificare ogni possibile spazio di intesa politica con gli altri attori. A questo mi sono dedicato in varie occasioni nel corso di vari incontri. In particolare ricordo il mio incontro recente con Serraj a margine del vertice Unione Europea Lega Araba che si è svolto a Sharm el Sheikh a fine febbraio. Alla vigilia proprio ho avuto un paio di incontri riservati con Serraj alla vigilia della sua partenza per i colloqui di Abu Dhabi, che pure avevano suscitato una qualche speranza a partire dalle stesse dichiarazioni del segretario generale dell'ONU Guterres. Nei miei più recenti contatti, ho esortato tutti a far cessare immediatamente le attività ostili che ostacolano il processo politico a guida ONU e mettono in pericolo la vita di civili innocenti. Ho ribadito, e lo ribadisco anche qui in quest'Aula, il nostro pieno sostegno al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, al suo rappresentante speciale Salamé, per riportare le parti al tavolo negoziale e riattivare il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, che la conferenza di Palermo era riuscita a riportare al centro dello sforzo internazionale. Entrambi i contendenti hanno sinora ignorato la proposta di UNSMIL per un cessate il fuoco umanitario temporaneo nelle aree a sud di Tripoli interessate agli scontri. Però questo resta senz'altro l'obiettivo primario. Al momento la nostra ambasciata a Tripoli resta operativa a pieno regime. Anche il personale militare italiano presente in Libia non è stato evacuato. I nostri interessi sul terreno sono parimenti tutelati. Monitoriamo naturalmente di ora in ora le condizioni di sicurezza nel paese, ma finché queste ultime ce lo consentiranno, intendiamo rimanere al fianco del popolo libico e continuare a lavorare in prima linea per assicurare una transizione sostenibile. Forti del nostro approccio inclusivo, che è sempre stato inclusivo, sempre stato improntato al profondo rispetto della popolazione libica, e direi anche forti di un senso di responsabilità che in queste ore si acuisce perché ci deriva dal fatto, direi oggettivo, che siamo tra i pochi paesi stranieri che hanno una credibilità che li pone in condizione di interloquire
con tutti gli attori libici. Sono pertanto intensamente, non ci sfugge peraltro, scusate, che questa crisi di debolezza, questa crisi è frutto certamente di debolezze strutturali del contesto locale, ma anche, attenzione, di influenze esterne che non sempre sono andate e si sono mosse sin qui nella direzione della stabilizzazione. L'instabilità protrattasi per 8 anni in Libia va del resto inserita in un contesto regionale non meno critico. Pensiamo anche all'Algeria, agli sviluppi delle crisi del quadrante medio orientale. Dobbiamo purtroppo constatare che talvolta la stessa comunità internazionale invia segnali non univoci alle forze libiche, nonostante il forte impegno delle Nazioni Unite sul terreno. Sono pertanto intensamente impegnato sul piano diplomatico anche attraverso le mie missioni numerose all'estero. In virtù anche dell'azione del mio staff diplomatico, dei competenti organismi, abbiamo ulteriormente rafforzato in questi giorni il dialogo con tutti i principali stakeholder internazionali, a partire dagli Stati Uniti, dai partner europei e dagli attori regionali più influenti in Libia. Molto intensa è l'interlocuzione con Washington, in particolare con la Casa Bianca. Ricordo al proposito che il segretario di Stato americano Pompeo ha rilasciato il 7 aprile scorso un comunicato nel quale ha espresso profonda preoccupazione per gli scontri in corso e ha affermato con determinazione l'opposizione degli Stati Uniti all'offensiva militare delle forze di Haftar. Quanto sta ora accadendo non fa che rilanciare l'urgenza del confronto politico e la necessità di una chiara, forte coesione internazionale a suo sostegno. Dobbiamo essere uniti nel condannare l'escalation militare e promuovere il confronto negoziale, quello stesso confronto che i recenti incontri tra le parti ad Abu Dhabi sotto l'egida dell'ONU sembravano aver portato a un passo da un percorso, una soluzione concreta. La tempistica degli scontri ci induce in effetti a pensare che il processo politico fosse stato avviato sulla strada giusta. Dobbiamo quindi profondere ogni energia per cercare di recuperarlo, evitando che ancora una volta possano prevalere in Libia le forze dell'instabilità permanente, della violenza e della conservazione di uno status quo di cui il popolo libico è il primo a pagare le spese. Non ci possono essere ambiguità o mistificazioni, a maggior ragione in un momento così critico ed in un contesto in cui la complessità delle forze in gioco esclude semplificazioni e scappatoie. Non vi sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare derive militari e, in ultima analisi, il rischio di una guerra civile. La violenza, genera ferite che difficilmente si rimarginano e non serve in ultima analisi né gli interessi della popolazione né quelli della comunità internazionale. Grazie per l'attenzione. E questo era il Premier Conte, avete sentito. L'Italia ha la possibilità in questo momento di intervenire con 2 canali diplomatici importanti, uno ovviamente con l'appoggio ad al-Serraj, dall'altra parte si è letto tra le righe il canale aperto anche con il generale Haftar. Questo può dare all'Italia un ruolo protagonista con oneri e onori in questa faccenda. Sarà il prossimo futuro a dirci che cosa succede. Di certo è esclusa l'opzione militare, ma questa che è una sicuramente condivisibile dichiarazione di intenti e di principio, bisognerà vedere se non sarà
anche l'anticamera di una remissività che in altri casi abbiamo visto essere stata portata avanti dal governo italiano, soprattutto in politica estera, e trovandosi poi al fatto compiuto. Il fatto compiuto è sulla base di criteri molto cinici, ne faccio una fotografia, poi ognuno si faccia il suo giudizio, è che certamente ormai le Nazioni Unite hanno puntato ufficialmente su Al-Serraj e non lo possono scaricare. Fa comodo Al-Serraj all'Italia e al resto dei partner, proprio perché è considerato un interlocutore più debole e quindi meno forte al tavolo delle trattative, più dispersivo anche nelle trattative. Il generale Haftar invece cerca di accreditarsi un po' come nuovo Gheddafi, mi perdonerete la semplificazione, ossia uomo forte, decido io, però quando fai un patto con me è un patto che ti costa di più ma che dura. In questo momento però non ha quello che Gheddafi aveva, ossia il fatto di essere l'unico interprete della difficilissima società libica, che molto spesso troviamo riportata sui giornali con termini che sono necessari a noi per capire. Mi ricordo, mi sono rimasti impressi gli accordi di Marco Minniti con i sindaci della Libia, e le parole sono importanti. Quando uno dice sindaco, ognuno di noi immagina il tizio in giacca e cravatta con la fascia, in questo caso non sarebbe tricolore, sarebbe con la bandiera della Libia, che mentre inaugura un asilo e dopo aver alzato la tassa rifiuti di misurata riceve Marco Minniti e insomma nel piano regolatore inserisce i desiderata del governo italiano. Ecco, il sindaco della Libia è il capo di una milizia armata che vive del racket e del saccheggio, del racket delle popolazioni che gli sono sottomesse, del saccheggio di quelle intorno. Questo è il sindaco della Libia. Più di attualità è la Guardia Costiera libica, che in Guardia Costiera, se uno dice Guardia Costiera, voi cosa immaginate? Quello che immagino io? No, immagino cappelli bianchi, cappellini, gradi, una sala operativa, allora tango 1 in posizione, altitudine, ecco, più probabilmente Guardia Costiera libica vuol dire un tot di navi, un tot di marinai libici che sanno ovviamente navigare, navi fornite o comunque manutenute dall'Italia, e qui entra la mia fantasia, ma credo non sia troppo lontana dalla verità, probabilmente sì, una palazzina dove c'è un telefono che squilla e un telefono satellitare che viene utilizzato con il supporto del personale italiano al momento, perché insomma non si impara a usarlo dall'oggi al domani. Questo vuol dire Guardia Costiera libica, questo vuol dire sindaco libico. Uno scenario di assoluta complessità, sul quale sentiamo a cuore e a parola di Giulio Centemero, deputato leghista, qual è la posizione del movimento. Qui Parlamento. Ha chiesto di intervenire il deputato Centemero, prego. Grazie signor Presidente, signor Primo Ministro, signore e signori del Governo, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi. Eliom, Mish e Ayom. Oggi non è un giorno qualsiasi. Oggi il Primo Ministro ci è venuto a riferire di fatti gravi che riguardano la Libia. Tra noi italiani e la Libia c'è un rapporto catulliano di odi e tamo che dura da decenni, e di sicuro c'è sempre stato un rapporto stretto, non solo storico, ma anche di interessi strategici, tra cui, exempli grazia, quelli energetici. Personalmente conobbi tanti ragazzi libici nel corso dei miei studi e tutti, pur appartenendo a tribù diverse, avevano la pace nel cuore. Quella pace che, secondo il poeta arabo Mihail Naime, non nasce nelle conferenze internazionali, ma nei cuori e nelle teste delle persone. Una pace vera. Certo, la Libia di Gheddafi aveva sicuramente i propri problemi, ma passo a passo i problemi si stavano affrontando e la comunità internazionale, l'Italia in primis, con enormi sforzi, stava dando il suo apporto. L'intervento militare contro Gheddafi di qualche anno fa, animato da Sarkozy, è chiaro a tutti che probabilmente non fosse un intervento umanitario, ma dettato da interessi economici e commerciali di qualche paese europeo. Quell'intervento spazzò via le speranze di una società
che passo dopo passo si stava gradualmente costruendo un futuro democratico. Quell'intervento ha calpestato quelle persone scambiandole per titoli di proprietà di qualche pozzo petrolifero. Noi della Lega temiamo che il conflitto libico si trasformi in un conflitto lungo ed estenuante per le popolazioni coinvolte, già fortemente provate da anni e anni di tensioni. Ribadisco allora quanto affermato questa mattina dal ministro Salvini. Le nostre preoccupazioni non riguardano la questione dell'immigrazione, perché ormai hanno capito che l'Italia ha finalmente iniziato a difendere i suoi confini via terra e via mare. Siamo preoccupati in primis per le popolazioni colpite, per i tanti connazionali che stanno lavorando lì e per le nostre aziende. Sarebbe gravissimo se qualche nazione, per interessi economici o commerciali, stesse bloccando l'iniziativa europea per riportare la pace in Libia e stesse sostenendo una parte che combatte. L'Italia non sarà a guardare. Questa volta, come già successo in passato, non pagheranno gli italiani. Se qualcuno, per business, gioca a fare la guerra, con noi ha trovato la maggioranza sbagliata. Grazie, signor Presidente. Qui Parlamento. E questa è la posizione della Lega, come sentite è una posizione muscolare rispetto a quella del Premier Conte, con allusioni che ovviamente non vengono pronunciate dall'esponente leghista perché poi sarebbero potute diventare casi diplomatici. Noi qui possiamo dirlo senza problemi, è un'evidenza, è scritta anche su quotidiani insospettabili dal punto di vista, diciamo, della loro matrice. Il generale Haftar è sostenuto dall'intelligence francese, questo è un qualcosa che è sul campo, non per simpatia ma perché sono interessi convergenti, quindi è ovvio che la guerra italo-francese in Libia è una guerra per procura che continua dal 2011, dall'intervento di Sarkozy. Gli interessi delle due compagnie petrolifere, per banalizzare, poi in realtà la rete più complessa, sono confliggenti in quel mercato e in questo momento c'è questo tentativo di armare la mano di Haftar con un supporto di intelligence. E attenzione però, per capire come sono complesse queste vicende, il secondo amico per importanza di Haftar dopo l'Eliseo è Vladimir Putin, perché altrettanto in Libia sono accertati, con il beneficio di inventario che questo verbo ovviamente può avere quando si tratta di notizie così lontane e così confuse, la presenza di mercenari della Wagner, che è la compagnia di mercenari con cui la Russia utilizza, insomma, nelle sue proiezioni militari più delicate, quelle in cui formalmente non può esistere un coinvolgimento militare russo. È accertata, ripeto, con tutto il beneficio di inventario, cioè più fonti concordanti dicono che ci sono, quella dei mercenari della Wagner. Da questo punto di vista, come vedete, è una prima conseguenza, ne parlerà tra poco Stefano Graziosi nella sua rubrica Comeback, dedicata proprio alla politica americana e ai suoi riflessi globali. È sicuramente la prima conseguenza visibile nella nostra agenda politica di cosa accade quando gli Stati Uniti si ritirano dal loro ruolo di gendarmi del mondo e come è stato detto in sede anche ufficiale da Donald Trump sul caso Libia, alla Libia ci pensa l'Italia e l'Italia adesso deve pensare alla Libia, con il problema di vicini di casa, la Francia, che sicuramente non staranno a guardare, e quindi quella che sembra avvicinarsi in questo mese, che peraltro ci avvicina alle elezioni europee, può essere una crisi di natura umanitaria con conseguenze molto molto più ampie rispetto a quelle che oggi sono visibili, perché ad oggi, insomma, vedrete i telegiornali questa sera daranno la notizia della Libia, probabilmente in fondo, insomma, giusto prima di parlare del calcio diranno sì, beh, poi Conte ha parlato della Libia. Quello che è il rischio è una crisi umanitaria, cioè una guerra civile che entra nel centro di Tripoli, con
Bisogna a questo punto immaginare scenari analoghi, quindi con situazioni come quelle che si sono viste ad Aleppo in Siria, ma prima ancora a Sarajevo, ossia una guerra che è moderna ma è antichissima. Moderna perché utilizza armamenti di altissima tecnologia, anche a guida laser, anche a guida telecomandata per quanto riguarda certi gadget mortali, ma dall'altra parte è antichissima perché si concentra, è una costante degli scenari medio orientali e nordafricani nelle grandi città. E quindi immaginate 1 mese, 2 mesi, nel caso di Aleppo sono stati 2 anni di combattimento strada per strada. Le immagini di Aleppo finita la battaglia, siamo ovviamente in un contesto diverso, quello siriano, sono immagini lunari. Ecco, immaginate lo stesso su Tripoli che al momento è la città dove in Libia c'è la maggior parte della popolazione che, come abbiamo in parte tratteggiato nella introduzione, o vive in maniera complice o sottomessa sotto il racket di queste milizie, oppure la popolazione più normale secondo i nostri canoni, quella che prosperava con Gheddafi. Ricordiamo che con Gheddafi la Libia era il paese più ricco in Africa. Ecco, oggi è tutta a Tripoli, una città che rischia da un momento all'altro di finire al centro di combattimenti, e quando iniziano i combattimenti la gente che cosa fa? La gente se ne va, e se c'è qualcuno che gli offre un passaggio in mare per arrivare fino in Italia, ci sono questo 1.200.000 persone che sono gli abitanti solo di Tripoli, più tutti coloro che sono in questo momento nei campi di raccolta delle milizie libiche, in questi veri e propri lager che fanno da costellazione alla capitale. Questo è un qualcosa che è un rischio imminente, che potrebbe diventare davvero un'onda lunga della offensiva di Haftar. Ultimo, ma non ultimo, è già uscito su alcune testate negli scorsi giorni, le truppe di Haftar, come spesso accade alle truppe avanzanti, stanno anche liberando, se così possiamo dire, a patto che si arruolino con lui, i reclusi di questi campi di prigionia. Quindi avremo il rischio non solo di una guerra, ma anche di una guerra che va a colpire interessi vitali diretti e poi altre cose. Ce lo sta ricordando anche fuori onda un ascoltatore che ringrazio, ma non abbiamo davvero tempo perché tra poco c'è Stefano Graziosi con il suo comeback, quindi grazie all'ascoltatore che sostanzialmente mi sembra voleva intervenire proprio sulla medesima faccenda. Io intanto vi ringrazio e vi saluto tutti. Cambiando argomento dal serio al faceto, permettetemi un abbraccio a Stefano Del Brembo, campione settimanale di Affeziogiro. Per una settimana da domani la fortuna sarà tutta sua. Lui ha chiesto una bottiglia di Nebbiolo al giorno che gli sia recapitata tramite la sua fortuna. Speriamo, ce l'auguriamo. Basta un cartone sono 6, ecco, un giorno te ne fai bastare metà e ci siamo arrivati. Stefano, intanto grazie a te.